Ti lasci la parola. Bene, allora, beh, quindi di fare un po' di chiappiere, perché poi entri un po' dall'ambiente. Allora, intanto il carnevale comincia lunedì dopo l'Epifania. Quindi diciamo che è un tempo molto lungo. E l'Epifania è una giornata tan particolare, perché ha una grande magia. E le ultime di des 12 giorni, cioè partendo da Viglie di Natale fino all'Epifania, e sono 12 giorni di grandissima importanza. Perché da questi 12 giorni lì è successo tutto. In pratica, visto che dentro viene il solstizio di un VR, Cadino, guardate sono due tastate, ma Cadino, sale di un VR, e quindi nel momento là che le luci ormai è praticamente perdute, non esiste più, cioè le giornate le più corte che sedi e le notti è grandissime. E quindi i nostri vecchi o comunque i nostri antenati pensavano che potesse addirittura finire le luci e quindi che l'oscurità potesse vincere su tutto il mondo. E allora tutte queste ritualità lì che venivano fatte le viglie di Natale fino all'Epifania e servivano per far sì che le luci fossero usate a tornare. E quindi da questo 12 giorni in particolare arrivava che reclamava le chiacce salvarie. Erano tutte le divinità e erano tutti i muars che passavano dal cielo, ma il loro passaggio era importante perché serviva dare fertilità alle terre. Anche il carnevale, magari alle fine, è stesso servizio. Quindi, tutto che si faceva da questi 12 giorni lì e soprattutto all'Epifania, aveva una grandissima importanza per far sì che le primavere fossero invitate a tornare. Tant'è vero che, ad esempio, le aghe, che è sempre stato un elemento di gran significato, un quinto tra l'esisti e il mondo altri, l'altrove, come si dice. E quindi il nostro mondo, la convivim, e il mondo dei Moars, alle unito di tutto un passaggio di aghe. E quindi passare le aghe all'unì data che l'altro mondo. Ma stesso tempo, alle anche un mondo per unì chi smonta un che l'altro. E quindi l'ignoto dell'Epifania, l'ignoto al 5, perché quindi pensa che l'ignoto, i nostri svecchi, le vedevi sempre collegate con le giornate precedenti. Allora, non come così, dopo di misdirti si entrante, teniot dal di seguente, quindi dal 19, no? Teniot dal 19. Quindi è importante sapere che, ad esempio, l'ignot d'Epifania era l'ignot tra l'Epifania e le viglie, quindi l'ignot precedente. Perché l'ignot lì succedeva di tutto. Ad esempio, nei paesi di Erto e Casso, che sono qui sulle nostre montagne, sulle Dolomiti, ecco che lì spariva le aghe. Dunque veniva scuro, le aghe non venivano più fuori da fontanis e si fermava fino a Miegegnotto. A Miegegnotto tornava a venire fuori e lui che stava lì col gamellino a aspettare che tornasse, perché lì era un'aghe di grande potenza, di grande forza, di grande magia. E quindi serviva per far stare bene le indutelan e veniva data alle besties per far sì che fossero più sani. Addirittura veniva spruzzate talvolta anche dai chiams per far sì che le robe venissero più belle. Quindi queste aghe erano tanto importanti. E venivano anche recitate le formule, le robe per far sì proprio che le oscurità ti ardesse e aveva sempre manco su forza. Ad esempio, Cadino, dal fogolar, si metteva sempre un grande cioc, un ciocco grande, e chi cioc aveva di brusare per tutti i 4 lisgnos dal Natale. Dopodiché tutte queste cinese all'Epifania e veniva chiappate e partate o talort o la che di plantis, la che magari meduciars o piarciolars o altri plantis, o addirittura partate dai chiams, perché erano le cinese che davano una grande fertilità. Quindi l'Epifania è un momento veramente di stacco particolare, di grande forza,
e di lì al comincio il Carnevale. Quindi il Carnevale che come nome, anche come tutte le sue usanze, deriva sia dal mondo greco che dal mondo latino, dal mondo romano. E quindi le grandi feste del Carnevale è un mood per ripeti che erano le festività di Saturno dal mondo romano. Anche perché tutte queste feste di Carnevale erano una festa di trasgressione, succedeva di tutto. Le si metteva gli mascaris per far sì di poter comportarsi come che voleva, anche fare quindi robe proibiti, perché lì era il periodo là che tutto all'entrava dal caos, cioè tutto era senza ordine. E questo momento così particolare, senza ordine, era importantissimo per far sì che dopo si creasse l'ordine dalla new e quindi che le nature avessero di nuovo le forze che aveva perdute quando era arrivato un viaggio. Cioè che i nostri svecchi si pensavano che durante tutte le parti alte, quindi di primavera, d'estate, dall'autunno, le nature plan plan che l'aveva piardi sempre più energie, sempre più forze, finché restava completamente debilitate, completamente distrutte, tanti vere che venivano brusate. Infatti c'è che si brusa le epifanie, con i focaradis, con le cabosse, con ciò che si fa, alle proprio per far sì che l'anno vecchio vada a morire e che quindi al chiappi vite e l'anno nuovo. E quindi tutte queste feste di Carnevale, tutte queste robe di trasgressione, là che le insieme di maschere si che succede tu, e serviva proprio per far sì che dopo con l'anno nuovo, con l'ordine che tornava, le nature fossero state rinvigorite di tutto questo caos, perché dove un gran caos poteva ripristinare l'ordine e quindi un'altra volta Belanca tornava a Partanus tutto il benessere, tutte le forze che aveva le primavere e quindi si lava un'altra volta a tornare a fecondare le tiare, le samenci, le luce che aveva di nassi per far sì che si producessero i raccolti che avevano di essi grandi, bois e ben fatti. Quindi disin che tutto il discorso del Carnevale al gire intorno a quel che è il concetto del rinnovamento. Il Carnevale al servizio per rinnovare le nuove stagioni, per far tornare l'anno nuovo con tante forze, tante energie e tante possibilità quindi di ricreare un altro mondo forte, con tanto sviluppo e tante possibilità di dare robe buone. Il Carnevale, secondo le definizioni che vengono date o comunque secondo ciò che si pensa, ha come definizione carnem levare, cioè diavale chiar, come per dire che quei 40 giorni che vengono in comò, di che si va comunque a Diavadut, di che si va comunque si arriva a un periodo di astinenze, fino all'ultimo dì del Carnevale, ecco, si può mangiare le chiar, dopodiché non si può mangiarlo più, e quindi te quaresime che stile non si fa. Quindi carne levare, un Carnevale si arriva a questa situazione. Nicoloso Ciceri, che era uno studioso qui furlane che ha dato tante spiegazioni sulle nostre tradizioni, nos dà invece una spiegazione che secondo me è tanto interessante, perché dice che tal docente, tutti i pensatori, i filosofi tedeschi, e davano come definizione dal Carnevale le traduzioni aveva di essi la processione dei morti, e che ha un gran significato, perché se non pensi che il Carnevale sia un momento di unione fra i vis e i morti, on a pensato proprio a quel discorso di caos che venga produce la news, una roba che ad esempio anche i Celtics avevano, non vincono un altro prima, perché in pratica Duskist aveva preparato il primo dall'anno che era che dal primo di marzo. I romans festeggiavano il primo dall'anno con le prime di marzo.
I Celtics invece festeggiavano fin dall'anno il 31 di ottobre, quindi il primo dall'anno era il 1 di novembre. E sto pensando al primo dall'anno dai Celtics, quindi dal 1 di novembre, e le ricorrenze dai Moars. Anche lì vengono stessi discorsi, quindi discorsi di caos, i Moars che tornano in tal mondo, dal nostro Montreal, confusione fra i Moars e gli mascherati di Halloween, che poi è diventato una roba commerciale, ma tante volte erano le robe sintudere, erano le robe forti. E quindi, quel che era la confusione fra il mondo dei Vis e il mondo dei Moars, allora poi manco lo stesso discorso che si fa per ogni prima dall'anno. Lo stesso discorso addirittura dal mondo germanico e dal mondo scandinavie, lo vin col 25 di dicembre. Il 25 di dicembre è il primo dall'anno, secondo il mondo germanico e il mondo scandinavio. Anche loro, dai dis prime, quindi di Sante Lucie fin a Nadal, e avevano i 12 dis che preparavano il primo dall'anno. E anche lì ho vinto i Moars che tornano, ho vinto lo stesso discorso di caos, ho vinto le stesse preparazioni, e non parte quindi all'anca al torno. È una roba tanto interessante, ad esempio, perché gli mascaris che non avevano chi in Friuli, che ci commuovono, come che ovviamente hanno perduto, che patine religiose o sono anche di potenze, di forze, quello diventa qui uno spettacolo, qui un gioco. Ma una volta, ad esempio, avevano gli mascaris, che erano gli mascaris amut, e gli mascaris sigant e vuicant. Gli mascaris amut erano che non viaggiavano in bocche, e quindi stavano sempre siti. Questi erano che sigavano e che vuicavano e che facevano un gran casino. Una roba importantissima, nessuno non poteva mai lavare le maschere a una persona mascherata, non l'aveva neanche dato occhiai le maschere, perché le maschere erano proprio queste unioni tra il mondo dei Vis e il mondo dei Moars, quindi l'antagliava queste maschere si lavava tutte le parti spirituali, magiche, interiori, quindi non si aveva assolutamente di occhiale. Un'altra roba importantissima è che in quel periodo lì si ballava tantissimo, esempio previ sono sempre rabbiosi, perché si gavi a mestre, perché facevano che spredici veramente di fu, perché assolutamente non tolleravano che le gente ballasse, si struccasse, tocchiasse, figurasse. No, una volta non erano le lampadini, non erano le luci, quindi si ballava quasi a scuro, addirittura i giovani che erano anche mondo del futbol e studiavano in luci, e quindi si ballava testale, si ballava arie, addirittura sulle danare l'avevano a ballare, perché le danare di una volta non erano robe sdecchignote, erano robe dure, e quindi là che si poteva là si lava, i giovani sfigurarsi, bastava una fisarmonica, ma prima in Chimò, che non erano le fisarmoniche, si lava qui piffars, qui violini e via che si faceva casino tutte le notti. I previs si arrabbiavano, ma una roba importante è che ballando in queste maniere si batteva sempre tanto il PID, si batteva partiare il PID e tutti i mascaris che l'avevano attorno al periodo del carnevale battevano il bastone, cioè che tanti ore vengono il bastone, le marce, e battevano il bastone e le marce partiare. In queste maniere e facevano sì che c'è che l'RSO si sveasse. E quindi clamavano alle vite, duce che l'RSO pulito e duce che ormai l'RSO sottiare. Quindi sia li sani Mars, ma anche gli samencis, anche le nature, quindi Batim, tutto tornava a rivivere, tornava a venire su. E che qui è una roba tanto importante. Il termine dopo mascarà, deriva dall'arabo, vuol dire chiappato, chiolingir, passatire anche, quindi crea anche dai spettacoli che si chiappato qualcuno. E all'eredoprato ovviamente dal teatro sia greco che romano e dopo lei è entrato un po' da tutte che le visioni tradizionali che Duccio Vin, insomma che Duccio Cugnosin. Una roba che le nostre inte faceva e erano anche le maschere bianche o le maschere scure.
perché bastava poco per mettersi in maschera. Le volte si chiamava su nome le cinese, si metteva su le muse, si chiamava su le cinese blanche, e quindi erano le maschere blanche, o se no si chiamava su le cinese che più scure, che più nere, e si faceva le maschere nere. O se no si chiamava su un'intimele, una federa, e si metteva su tal chiasso, aveva in due busi. Era qualcuno che si pitturava le muse di neri, dopo metteva due patati in bocce, comunque le bocce diventano gruesse e non posso più di poterlo riconoscere. Era in tanti manieri. Adesso mi dismentei qualcuno, ma a voli addirittura si metteva anche dei svelini, o di veladure, e quindi si faceva sì che comunque uno fosse riconosciuto. E che erano bielis usanci. Dopo a Carnevale erano anche usanci un po' più maleducati, perché si faceva anche le purcite, che erano anche le schiarnette. Le purcite erano una roba veramente brutte, che qualcuno faceva a qualche giovane, e metteva davanti alle porte di chiese tutte une vie, tutte une strade o di ledan o di fegni sporco, o di robe comunque malmettute, e dopo girava per tutto il paese. E che ovviamente chi aveva in dinetà e mettesse un bel po' di tempo prima di arrivare a chiattare tutte, no? Solitamente che era un pretendente che era stato respinto, che era stato mandato via, che era mondo maleducato e che mangiava di rispetto. Però una volta era in mondo doprati questi spurciti, si facevano in salute ai paesi. Non era una roba bene. Però questi ignotti, le ultime ignotte del Carnevale, là che addirittura si può vedere quali sono gli giallini che poi incovare. Perché chi di noi, le stagioni che chi, là che, allora, con le fin da l'an blanc, gli giallini finiscono di fare uso, quasi insieme a un'unità. Dopo, quando le giornate tornano a slunghiarsi, e cominciano a fare uso a sbrega ballone, quindi a gennaio e febbraio quasi intendi che uso che mai. Cominciano a mettersi in cove, qualche dune ovviamente, che sono clochis. Ora il parco Gnossi le gialline che diventerà clochie, le zone di San Vito Antilimento, e facevano un cerchio partiare, un cerchio dal Savalone, dentro dal cerchio e buttava in qualche sgranfe di blave spaccate o di sameci o di altri, e dopo stavi lì a chialare i giallini che sarebbero entrati. Che entravi dentro e sarebbero stati i giallini sclochi. Se dopo non entravi, ecco che cominciavi a clamare, e allora il reclam che facevi, dicevi, pite coche, se non tutte, almeno un poche. Quindi allora venuto anche per clamarli, pite, e quindi facevi in che maniera lì. E ci alavi anche le lune, perché se le ultime di Carnevale e colave in le lune vecchie, quindi in scuro di lune, ecco, di solito il formento all'eretante addirittura veniva anche su onde in alti, in montagne. Quindi vuol dire che era una stagione veramente buona, ma anche le lune dall'ultimo di Carnevale erano vecchie. E dopo, sempre a San Vito, siccome tutti i contadini, con i farcs, con le talpe, allora ci devi il mood per far sì che le si invia. E allora chiappavi un tocut di legno e mettevi dentro un tocco di RDL e un tocut di Luianie e cominciavi a girare attorno all'ort, e intanto che giravi e dicevi rumulato, venga merinda per me, se no non stavi lì, mai più. E quindi diciamo che così il farc andava in via e sciampavi. Dopo le ultime di Carnevale si mangiava sempre le minestre di gialline, proprio erano robe che avevano di essi osservate di dolci, perché si diceva che se non si copre le gialline a Carnevale si copre sicuramente per un male, e quindi la vita ci accoppa le gialline per mangiare le gialline a Carnevale.
e dopo si mangiava i crostui e gli fritellis, che i crostui proprio erano robe normalissime. Le prime dite di Caresimo invece, duci e squigni là messe di prime mattine, le dite cinese, quindi assolutamente non si poteva mangiare. A digiun, perché su guai aveva mangiato le prime messe delle giornate, e dopo via Paldì si mangiava un pel di magri, e soprattutto il baccalà. Il cadino del baccalà si mangiava alle quaresime. E dicevano i vecchios che una volta si mangiavano renghis, saradellis, baccalà, o se non dere fasui, questa al gueli, o se no renghe con un po' di polente. Ecco, una roba che si faceva in team di carnaval, allora le curdele di spali o di lane. Allora, preparava un spali con 46 grops, e ognuno di quei grops, ogni dì, si aveva di recitare un pater ave gloria. Ogni dì però si lava alle sere a brusare un grop, e quindi man mano che i grops diminuivano, di 46 diminuivano in 45, dopo 44, e via che gli ultimi dì sono andati veramente pochi. Se no eri in 46 pater ave gloria ogni dì, insomma, fino a Pasqua non è proprio tutte robe di più. Un'altra roba tanninine che dimostra anche le solidarietà che ieri di solito ai paesi, e ieri che di aiutare i flussi di persone che avevano seri. E quindi dicevano che elevano a fricis un stack. In pratica, i flussi che avevano bisogno, che quindi non avevano abbondanza in chiesa, e chiappavano un stack. E lavano di chiesa in chiesa, e domandavano, dicevano, io begrasse, non dai o io begrasse, non dai o io begrasse, e in che maniera lì partava in chiesa. Allora, Ardiel, Luianie e Salam, magari qualche uno fa anche. E quindi a un Dio d'oi arrivavano a mangiare decentemente. C'è che l'ha interessata, lei che in Chiarni, morcilla, salame, Chiarni era in Celtics. O pancetta, o huevos. Sì. In Chiarni che no, tranquillo. In Chiarni che era in Celtics, invece festeggiavano il primo dall'anno e il primo di novembre. E allora che gnot lì, che era le gnot dei Moars, tutti gli spameis avevano di preparare una grande tavola, là che preparavano dolce che potevano portare di mangiare. Quindi tutti i piatti possibili immaginavano li mettevano giù, perché i Moars che venivano in chiesa, le gnot dei Moars, avevano sempre tante sed e avevano di essi a quelli con tante generosità. E quindi le puarte avevano di restare in sprese, non si poteva c'erano le puarte in che gnot lì. C'è che è interessante, è che le di dopo, le famiglie non potevano mangiare, c'è che ovviamente era restata ai plas, perché i morti venivano sì, ma suppavano l'energia di ciò che era stato regalato, non sicuro che era restata ai plas, quindi era stato di lì. Allora, che roba lì non poteva essere mangiata dalle famiglie, ma veniva invece date in questo, veniva date in regalo alle persone spure che passavano a domandare le questioni dai Moars, e quindi venivano da tutte queste robe che lei non poteva mangiare, e quindi in che giornate lì tu ci stavi bene, perché ovviamente si usavano inculate. Quindi erano forme di solidarietà di Prindalan veramente tanto interessanti. Erano una roba che aiutava tanto lei. E dopo era in dimmi. No, perché che si finisse il link di Cumò e finisse in un minuto. Allora, recuerden todos, vamos a entrar al segundo link, o link al second link, ¿ok? Entonces, okay. Sí, o link Furdikers o link un que altre, ¿ok? Salimos de este link y vamos al segundo link, ¿está bien? Buenísimo. Si alguien quieren ponerlo, lo ponemos ahora. Antes si alguien no lo tiene, pídamelo, yo me quedo hasta el final. Lo ponemos ahí, lo ponemos ahora.
Sí, espera que lo ponemos. Yo para que me acuerde yo. Que no lo encuentro. Ok, a ver, por acá. Acá debe estar. Acá está. Ok, lo meto acá por las dudas que alguien no lo tenga. Y voy al segundo link. Copienlo pronto porque me tengo que ir de acá. Ok. Listo. Y la segunda es acá. Ay. ¿Y por qué? No lo sé. A ver. Ah, arranca. Dice sí. en cartel, ¿verdad? Pero Sí, sí. Ok. Ok, ho sintornàs. Saps tu che se mi è di studiare l'altri computer, boh. Lui è. Non sono problemi. No. Allora, da chi te Paola? Sì. Mh-mh. Mh-mh. Astinenza, era aquel de Quaresime, alla fine al partave aquel che era la rive de primavera. E una roba che così fa capire anche un po' che c'è molte le tradizioni dopo e passano anche attraverso le varie religioni, quindi nos arrivano a noi anche una certa poesia e una certa bellezza. Ecco che tal mondo